Cari amici, care amiche, oggi abbiamo fatto una conferenza stampa qui in sede del PD per dire qual è la nostra posizione, anche sulla base dei tanti inviti che mi stanno arrivando da Facebook, messaggini ed altro. Ho confermato che c'è la mia disponibilità a fare le primarie e che quindi sono disponibile a fare la raccolta delle firme perché i veneti e le venete possano scegliere il candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni del 2015. Se poi invece la direzione che sarà convocata dal segretario regionale deciderà che le primarie non si faranno ma che ci sarà la scelta di una candidatura unitaria, così come dai tanti appelli che sono stati fatti in questa ultima settimana da consiglieri regionali e da parlamentari, ne prenderemo serenamente atto, ma ci sarà anche una doverosa assunzione di responsabilità da parte della dirigenza del partito che prenderà queste decisioni. Conto su di voi perché il vostro sostegno è indispensabile perché le primarie si possano fare e anche perché la mia idea di Veneto forte, innovativo, sostenibile, che si occupa delle persone, dai bambini più piccoli agli anziani più deboli, perché questa idea possa arrivare alla guida del governo della nostra regione.